Lanella, ciao carissima, bentornata. Ciao a tutti! Ciao, buon Mario. anno. Ara che sorpresa l'Angela Bogoloni! Hai visto? Tony, Sì. de sarà la bella. Sì, una E bella. anche gentile. brava. Poi- La guardo sempre nella sua trasmissione, sito in casa. Guarda, e mica rispondo sempre, sì che sono in casa. Cosa hai fatto di bello? L'ultimo dell'anno, Natale? Sì, dai, fa fortuna che sono arrivato a Natale anche quest'anno. Insomma, Sì. siamo stati in casa, cosa ho avuto mai? Se non volevamo mica rischiare di ciapparci sulla variante Omnitel. Omnitel? È Omicron. Insomma, che era lì, insomma, sia mio e il Gino siamo tutti e due vaccinati col booster, però, No, guarda. come diciamolo lì? Intendevi il booster? Il booster. Insomma, booster. così, ecco. L'hai Però, fatta ho la visto- terza dose allora? No, l'ho fatta la terza dose. Siamo andati, mi e la Dorina, siamo andati a farci la terza dose, e le fa lì alla bocciofila del Bussolengo, no? Perché la Dorina, la il suo amico alpino, no? C'è un nuovo amico. Sì, è il Nino Seghetto. Nino Seghetto. Adesso, no, sono già preoccupato del perché si chiama Nino Seghetto. Aspettiamo un po'. Perché se fa crescere l'ongia del mio lino? Pensa che l'ha così lunga che il per fine salame casalinga. Non è possibile. E sto giro mi ha fatto il moderno. È moderna. Esatto, così ho fatto in tutti. Tutti Sì, perché il primo che ho fatto la AstraZeneca. Sì, sì. E il secondo ho fatto il Swiffer. Sì, più o E meno. adesso ho fatto le cose, il moderno, quindi insomma io ho fatti tutti. E infatti tutti, è fantastico. Ecco, dopo fantastico, insomma siamo stati lì Sì. un quarto d'ora, eccetera. E dopo siamo andati al bar, mia e la Dorina. E lei sa bere un'acqua brillante. Sì, e tu? E mi sono bevuto un gin tonic. No, gin tonic. Gin tonic? Non si può, no, ma non può, in televisione non si può dire, dai, Perché? succo di frutta magari, Perché dai. il succo di frutta? Che succo di frutta? È proprio un gin tonic? Non so che ti dico. No, È buona. Però, ok, però davanti sugli ascoltatori non è tanto bello, insomma, dai, il succo di frutta è meglio. Ma sì, tutto sembra. Se avessi bevuto un succo di frutta, ti dicevo un succo di frutta, ti dico un gin tonic era. Vabbè, allora hai bevuto un succo di frutta. Ma ascolta, ma lei ti bevuto me gin tonic, lei ti bevuto te Sì. Perché non posso mai dire gin tonic? Non Vabbè. è mia una parolaccia era. No, va bene. Avessi detto che ho mai una bella mela, ecco, forse, Ecco, sì. forse avrei potuto anche a dirti Sì. che la ha a che fare con la frutta e dirti sì, è un succo di frutta. Ok, Ma ho ok. bevuto un gin tonic, tutto Va che bene, ti dica. va bene. E la cosa l'acqua brillante. Però se te sei contento, ho bevuto il succo di frutta e la Dorina l'acqua brillante. Oh, Ecco, vabbè, sono dai. contento. Ascolta Nella, cosa hai fatto invece all'ultimo dell'anno? Ma niente cara, ma che No. siamo Come stati in niente? casa, mi e Megino, e dopo abbiamo invitato la Dorina col suo nuovo moroso. Sì, Un che bell'uomo era, Sì, un bell'uomo, bell'uomo veramente sì. Ah, vedovo, sì? e Vedovo? viene dalle parti di Bure. Sai i Con- campi? No, ma ha una bella pensione, ha una bella pensione, e lavorava all'INAIL, una bella vedi. pensione dove dici, il chiama Cape Canaveral. Sono sempre preoccupato, Angela, quando ci sono questi soprannomi, perché, vabbè, allora spiegaci perché si chiama così. Cos'è un missile? No! Sì. Come le pelano? Come? Le pelano. Pelato. Però la gana cista è rossa proprio qua in mezzo. Così. Allora quando lui è lì al bar che suga le carte, i suoi amici che arriva dal detrio e fa 3, 2, 1 e Non si crede. Questa è una cosa spaventosa. Vabbè, 3, 2, 1 Sì. e mission. vabbè, insomma, salutiamo Cape Canaveral, allora. Ma lui è simpatico, anche a lui ogni tanto, e le sa che fa che roba Ah, lì, ok. ma se mette a ridere, come pensa che all'ultimo dell'anno, no? Sì. Avevamo, sai, le trombette, quelle... Addirittura Sì, trombetta. e lui si schissava il bottone e sorrida. Insomma, ho fatto i tortellini, il codeghin con le lentiggini, Sì, lenticchie forse. quello lì insomma, Sì. e a mezzanotte abbiamo stappato il moscato col pandoro e prima di andare in letto ho messo un succo di frutta. Oh, un succo di frutta che gusto? Al gin tonic! Guarda Sì. che bel décolleté che l'Angela, invece mi caro, godorecce de cocker. Ormai. In collaborazione con Roldo e Carrozzeria Verona, Vado Sicuro, Mototaxi, I Fattorini di Verona, Airforte, La Fal.0 Serramenti.